Restano gli abitanti di Voltago Agordino nel Bellunese che non vogliono la costruzione della nuova centrale idroelettrica, un problema che è comune anche ad altre zone della montagna veneta e così anche altri cittadini sostengono il gruppo contrario alla centrale. Da Voltago Agordino, comune del Bellunese con 900 abitanti, un secco no alla costruzione di una nuova centrale idroelettrica sull'ultimo tratto ancora libero del torrente Sarzana, affluente del Cordevole. Non parlano alle telecamere i progettisti e le aziende interessate. L'idea viene invece presentata alla cittadinanza prima del sopralluogo per l'iter di fattibilità. Ma dall'amministrazione comunale e dagli abitanti però nessuna apertura. Il Sarzana è già sfruttato abbastanza per l'idroelettrico, quindi la parte alta vogliamo preservarla, dobbiamo preservare l'ambiente e siamo contrari per questo. Siamo contrari alla centralina, questa sulla Sarzana come sulle altre, perché il mercato delle centraline è drogato dagli incentivi, gli incentivi sono talmente elevati che consentono speculazioni finanziarie che nulla hanno a che vedere con il lavoro, con la produzione di energia, eccetera. Alle mie spalle, a 200 metri da qui, il centro di Voltago Agordino. Questo è il torrente Sarzana e lì, su quella riva, dovrebbe sorgere, secondo i progetti presentati, la centrale idroelettrica. Perché siete contrari? Siamo contrari perché questo torrente per noi rappresenta la vita, le nostre tradizioni, rappresenta un modo per aggregarci per la comunità. Il Sarzana adesso è il nuovo simbolo della protesta contro il sacrificio delle acque montane per l'energia idroelettrica. Un esempio di questo abnorme sfruttamento idroelettrico, di quel poco di acqua che è rimasta ancora libera di fluire nell'Alveo in provincia dopo che il 90% dell'acqua è già sfruttata a fini idroelettrici. La stessa situazione si sta verificando anche in altre zone del Bellunese, tra cui la valle di San Lucano. Le centraline creerebbero una rivoluzione ambientale nella vivibilità del torrente. Passiamo ora alla cronaca.